Bene, prego, prego. Intanto un buongiorno a tutti, a chi ci sta seguendo anche in diretta streaming. Ci sono libri che raccontano e libri che restituiscono. Home è entrambe le cose, un racconto per immagini e parole, ma anche un gesto di restituzione, un omaggio che i due autori, diversissimi per linguaggio ma affini per sguardo, fanno alla propria terra, alla propria gente e al proprio tempo. Parlare di casa significa interrogarsi sul senso profondo dell'appartenenza. È una parola breve eppure capace di contenere mondi. Casa è il luogo in cui si torna sempre, anche solo con il pensiero. Casa è ciò che ci rende chi siamo e che ci accompagna anche quando ci allontaniamo. È una parola semplice ma affettiva, intima e potentemente politica. Non a caso in ogni lingua del mondo il concetto di casa è un cardine attorno al quale ruotano valori fondanti della convivenza. In questo volume Home, che è anche il titolo che lega l'esperienza del fotografo e del poeta, entrambi veneti e entrambi profondamente radicati nel territorio, ma non per questo prigionieri della nostalgia. Le immagini di Alessandro Boscolo Agostini colgono spazi, volti, paesaggi, scorci del nostro Veneto con uno sguardo che sa essere contemplativo e anche inquieto, quasi a suggerire che la bellezza non è mai banale, ma si rivela soltanto a chi sa ancora guardare. E le parole di Renzo Cremona, con la loro tensione lirica e visionaria, ci ricordano che la lingua non serve solo a dire, ma anche a evocare, a custodire ciò che rischia di essere dimenticato. Credo sia questo il compito più alto dell'arte e della cultura, farci vedere l'invisibile, ridarci la misura umana di ciò che conta. In un mondo che corre, che semplifica, che consuma, c'è bisogno di una cultura che rallenti, che osservi, che restituisca senso. Una cultura che non dimentichi che casa è anche comunità, relazione e memoria. Viviamo in un tempo che spesso ci parla di muri, confini, ma ci sono confini che proteggono e confini che escludono. Home non alza muri, al contrario costruisce ponti tra sguardo e parola, tra territorio e visione, tra ricordo e speranza. E ci ricorda che non esiste vera casa se non esiste rispetto per l'altro, cura per ciò che ci circonda, capacità di ascolto e di silenzio in un'epoca in cui tutti pretendono di sapere. Avere il coraggio di porsi delle domande profonde è già un atto rivoluzionario. Vorrei concludere con un'immagine che mi è cara. La casa non è fatta solo di mura, ma di finestre. Sono le finestre che ci permettono di vedere il mondo. Home è una di queste finestre. Da qui possiamo guardare dentro e fuori e forse anche riconoscerci. Un grazie veramente ad Alessandro Boscolo Agostini, grazie a Renzo Cremona, grazie a tutti voi per averci regalato questa visione. Un grazie particolare al collega Marco Dolfin che ha fortemente voluto la giornata di oggi e al quale cedo adesso la parola, e un grazie anche ad Angela Pederiva, firma di punta del Gazzettino, che è naturalmente frequenta spesso queste stanze, ma lo fa sempre con capacità e con modalità non comuni e sempre di alta professionalità. Marco, prego. Tanto grazie e buongiorno a tutti, benvenuti in sede del Consiglio regionale del Veneto, in sala conferenze. Ovviamente ringrazio gli organizzatori, ovviamente chi ci dà la possibilità, la struttura, la segreteria generale, il presidente Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio, e ovviamente tutti coloro che hanno operato e hanno organizzato il tutto, dal dottor Fullà e tutti i membri della struttura. E anch'io mi associo un po' a quanto detto dal Presidente, prima di tutto perché credo che si è voluto appunto fare un passaggio anche in questa sede istituzionale dopo che avevate fatto già un passaggio in quelli del Senato, e dunque era giusto e doveroso fare un passaggio anche in questa struttura. Credo che in questo viaggio che è intrapreso appunto da Alessandro, un viaggio nel sud orientale del nostro Veneto,
della nostra provincia, e 19.000 chilometri percorsi, 10.000 fotografie scattate, insomma hanno permesso al protagonista veramente di intraprendere un viaggio artistico e personale, possiamo dire. Un racconto non solo di immagini ma di riflessioni, un senso di appartenenza al territorio, come ha detto prima, ha sottolineato il Presidente, le radici, il senso di casa, home, come viene appunto dal titolo. E un dialogo silenzioso con il territorio che poi viene ben, diciamo così, arricchito dalla figura, non come che non rappresento, ma la figura del poeta, poetica appunto di Renzo Cremona, e accompagnata poi dalle musiche di Alberto Agostini. Dunque tutto questo ha permesso di creare questa simbiosi e di farci vedere attraverso una nuova visione, nuovi occhi, diciamo così, di riscoprire il territorio circostante e tutte le realtà appunto che ne fanno parte. Possiamo definire un'esperienza sensoriale, diciamo così, che celebra poi tutta la bellezza che fa parte poi del nostro territorio. Io dico sempre orgoglioso, tra l'altro, del nostro Veneto, della nostra realtà territoriale. Non abbiamo nulla da invidiare agli altri territori, bisogna veramente valorizzarla al massimo, e anche attraverso queste, diciamo così, questi momenti e soprattutto questi funzionalità dove vede appunto in questo caso l'artista intraprendere questo viaggio, ci permette di risaltare ancora di più un'altra volta il nostro Veneto. Dunque è tutto il nostro territorio. Dunque io ringrazio ovviamente gli organizzatori e dopo ovviamente gli autori e ovviamente poi l'aiuto anche del giornalista che permetterà appunto di espletare meglio, entrare meglio nel contesto. Grazie ancora e benvenuti tutti e buon proseguimento. Grazie al consigliere Marco Dolfini, in precedenza al presidente Roberto Ciambetti, buongiorno, grazie anche da parte mia per questo invito alla Gazzettino per poter accompagnarvi alla scoperta di questo libro e di questo viaggio, un'occasione oggi per conoscere appunto Home, questo libro di Alessandro Boscolo Agostini con le liriche di Renzo Cremona per i tipi del leggio, e credo una punta di merito vada anche a queste piccole case editrici che tanto fanno per il territorio. Allora, Boscolo Agostini, abbiamo capito, fotografo professionista, deduciamo anche appassionato ciclista, perché 19.000 chilometri, per quanto siano stati percorsi in 3 anni, sono comunque un numero ragguardevole. Una carriera alle spalle di fotografo, per così dire, su commissione nel campo della pubblicità, della comunicazione pubblica più in generale. Poi arriva il Covid, che nelle vite di molti, anche di noi, ha rappresentato un momento di cesura, forse tra un prima e un dopo. Lì c'è stata un po' una svolta nel suo percorso di fotografo, nel senso che la parte fino ad allora forse minoritaria, che era quella di fotografia artistica, ha preso invece il maggiore piede ed è diventata, mi pare di capire, anche esclusiva nella quotidianità. Com'è stato quel passaggio? C'è stata la necessità di cominciare a respirare aria e spazi, e quindi il modo migliore era cominciare con la bicicletta, andare a fare il giro. Cioè, io abito in una zona di campagna del territorio, proprio l'estremo lembo del sud del comune di Chioggia, e ho cominciato da lì. Poi c'è comunque anche un detto che gira fra i fotografi di una certa età, che le foto più belle si fanno nel giardino di casa, e quindi ho cominciato a girare il mio territorio in bicicletta. Poi pian piano mi sono appassionato al ciclismo, anche per ragioni di salute avevo bisogno proprio di muovermi, e cominciavo a vedere queste case che già in precedenza avevo notato, ma non c'era mai il tempo di andare a fotografare, non c'era mai, e magari in bici prendevo appunti, poi ci tornavo in macchina quando c'era la luce giusta, oppure tanti scatti sono stati fatti subito con la macchina fotografica dietro in bicicletta. Buona la prima, come si dice. Buona la prima, esattamente. E questo anche è necessario per fare sta roba, andare in giro da soli in bicicletta, perché se vai con gli amici in bici e ti fermi perché devi fare la foto, se ne vanno. ti sparano. E
E così ha cominciato a sorgere il nucleo portante del lavoro. E contemporaneamente è nata, abbiamo iniziato a parlarci con Renzo, che non ci conoscevamo di persona, abbiamo iniziato a parlarci attraverso Facebook, perché anche a me piace molto la parola, l'utilizzo della parola, la parola nella vecchia lingua madre, come dice Renzo, così, e si parlava di vecchi documenti medievali e abbiamo cominciato a ragionarci sopra. Poi lui ha visto le foto, io leggevo le sue cose, a volte usavo delle sue poesie per commentare delle foto e abbiamo cominciato a interrogarci su questo tema di casa, cercando di creare un lavoro in cui la fotografia non fosse, la poesia non fosse una didascalia della foto e la foto non fosse una didascalia della poesia, ma creando una specie di libro double face in cui entrambi rispondevamo col nostro linguaggio a questo tema di che cos'è casa, cos'è la casa, il luogo. Ciambetti prima l'ha detto benissimo, cioè il luogo dove ognuno torna, no? Però dove torni, queste case che io vedo disabitate, vuote, e il territorio e la lingua stessa poi diventa una casa, per cui si è scelto proprio di proposito di utilizzare le poesie in lingua madre e non in italiano, proprio per questo motivo qua. Poi racconteremo ancora meglio questo concetto di casa che è al centro di quest'opera, ma è stato introdotto questo tema dell'incontro che c'è stato tra due percorsi artistici, quindi la fotografia da una parte, la poesia dall'altra, che stavano procedendo, diciamo, su strade diverse, che ad un certo punto però si sono intersecate. Ci incuriosisce anche la sua figura, Renzo Cremona. Lei è qui in veste di poeta, ma fondamentalmente è un traduttore, insomma un docente, un linguista di lingue le più varie, dal cinese all'afrikaans. Dentro la lingua, sì, diciamo, abito dentro la lingua. Ecco, e in questa lingua macro c'è poi questa micro, che però nel cuore ha uno spazio assolutamente prevalente, che è la lingua madre. Sì. Come nasce questa passione? Allora, diciamo che per me è sempre stata la lingua, è sempre stata un veicolo per la costruzione di mondi, esattamente come può essere per un fotografo la fotografia, per un pittore la pittura, la parola, per cui il suono, la parola, anche il modo stesso in cui si scrive. È da qui che nasce il contatto con Alessandro, perché siamo entrambi appassionati di pittura. Lui lavora con l'immagine, per me l'aspetto anche visivo, non solo acustico, di una lingua è estremamente importante. Negli anni sì, viaggio all'interno delle lingue, di molte lingue, mi piace abitarvi, rimanere, tornare anche, no? Per cui torno a casa come si fa con i luoghi fisici. E nella lingua locale della nostra città non avevo mai scritto fino a una quindicina di anni fa. Poi mi era stato proposto di partecipare ad un premio letterario in cui si poteva parlare della città e descriverla. Io ho detto che la città deve parlare nella propria lingua. E qui nasce tutto un lavoro lunghissimo che è durato più di un decennio, che ha portato poi alla grammatica Chioggiota, e che è stato però un lavoro che è nato a livello tecnico. È nato a livello tecnico, è stato riaperto. Come lavoro sulla lingua, ma poi siccome mi piace abitarla, come dicevo, la lingua, ha avuto in me la manipolazione della lingua, per cui scrivere nella lingua e far parlare la città nella sua lingua, che è una bella sfida, perché quelle che abitualmente viene chiamato con un concetto, non lo diciamo mai abbastanza, per cui vi tedierò dicendolo anche oggi. Il dialetto non è un concetto scientifico, il dialetto è un concetto politico, sociale, sociopolitico, chiamiamolo come vogliamo, non è un concetto scientifico. Qualunque professore di qualunque università ve lo può confermare, di linguistica, per cui sono lingue locali. Il problema qual è? È quello che alle lingue locali, avendo un gigante vicino, naturalmente si è preso lo spazio che giustamente va dato a una lingua standard, ma allo stesso tempo
come dire, si è sviluppata l'idea che nella lingua locale si possano dire soltanto i lazzi, i frizzi, le volgarità o questo, le cose più basse o più ridicole. E quindi è passato in secondo poi, come dire, in secondo punto, che proprio perché si dice solo questo, sa dire solo questo, ma è ridicolo, perché sarebbe come dire che una persona che noi leghiamo con il nastro adesivo ad una sedia e le impediamo di camminare, significa che non sa camminare, siamo noi che non le abbiamo permesso, no? Per cui la vera sfida, la cosa che mi ha letteralmente galvanizzato è stato provare a far parlare, liberarla dalle pastoie in cui era stata, per cui non si dice, ma certe cose, no dai, l'espressione classica che sente si butta tutto in vacca, sentire in dialetto, eccetera, eccetera. No, ma anche il rock, io ricordo quando ero un ragazzo, sono ultra cinquantenne oramai, ma il rock in italiano era inconcepibile negli anni 70 e 80, poi invece abbiamo visto che si poteva fare benissimo, no? Per cui è stato inizialmente un lavoro di grandissima sperimentazione, con Fossa Clodia, lingua madre, e poi ci sono stati i lavori teatrali e dopo è arrivata la poesia, che secondo me deve arrivare sempre per ultima, perché è quella su cui c'è più il distillato, no? Per cui qui stiamo parlando di una lingua che viene utilizzata in un modo in cui non è mai stata utilizzata. Infatti Alessandro la prima cosa che ha detto è stata, ma io non ho mai sentito cose dette in questo modo, e gli ho detto perché è trattata per quello che è, una lingua e non un dialetto. Così però stuzzicate la cronista, nel senso che stiamo parlando di territorio, di lingua madre, e poi vediamo il titolo dell'opera che è Home e quindi il ricorso all'inglese. Allora, domanda proprio ruvida da giornalista becera: è una, come dire, scelta ruffiana per accaparrarsi un pubblico più ampio, insomma non va di moda, no, essere anglofoni al giorno d'oggi? Oppure mi chiedo, da ex studentessa di liceo linguistico, se non vi sia invece la scelta di una lingua, l'inglese, che sul concetto di casa declina home da una parte e house dall'altra. La seconda risposta. Lo sospettavo. Seccissima. Allora non è tanto l'edificio, la struttura, il fabbricato, è il focolaio domestico. Esattamente. Ed allora io premessa, la mia fotografia ha sempre a che fare con la pittura, cioè non c'è foto mia che non abbia qualche riferimento alla pittura, e nel concetto di casa c'è riferimento a quello che Picasso pensava della casa, su come col cubismo ha trasformato la sua rappresentazione della casa, che non è più il triangolo col quadrato sotto e l'alberello vicino, ma Picasso comincia a dire, ma sì, la casa, ma come la rappresentiamo questa casa? Perché la casa è molto di più. E quindi il mio problema è di rappresentare una casa che non sono le quattro mura. C'è molto di simbolico anche, c'è molto di sofferente in queste fotografie, cioè non sono fotografie dove c'è un racconto necessariamente che finisce bene, ma c'è sempre una sospensione di domanda, e la rappresentazione di questa casa non poteva che essere diciamo codificata con la parola home, dove dentro c'è tutto il simbolismo di questi elementi qua, insomma. Alle nostre spalle vediamo che stanno scorrendo appunto diverse delle foto che poi compongono il libro, che peraltro è una selezione di un corpus molto più ampio. Selezione di una selezione. Siamo partiti da 10.000 scatti per arrivare a 58, come detto, in 3 anni, lungo 19.000 chilometri. Proviamo a fare una piccola live, nel senso che vediamo appunto questi scatti dove ci sono case, nel senso spesso di ruderi, possiamo dirlo? Anche abbandonati, dove magari vediamo dei crolli, gli infestanti che ci corrono attorno. E noi che frequentiamo, lo diceva prima il presidente Ciambetti, Palazzo Ferrofini, soprattutto l'aula qua sotto, in occasione delle sedute consigliari, magari le forze politiche litigano, no, su temi che oggi trattiamo, il consumo di suolo, la difesa del paesaggio. Vedo Dolfin che sorride pensando a certi dibattiti molto vivaci che ci sono. Oggi invece rimaniamo davvero letteralmente a bocca aperta, cioè qua non si litiga, non si parla, nemmeno si sta in una sorta di sospensione, rapiti dalla bellezza di questi scatti, con la suggestione del bianco-nero di cui poi parleremo, ma vorremmo anche sentire la voce che arriva da queste immagini. Slongae, rosegae,
pispole le case, le semucce senza memoria, le se spande, andai de sora, robaltae, embriaghe de tempo. No, nomi che la gente me possa nomare, no, ma gli oghi fonai, che no se boni de stare dritti, fundi de telefono, negoziazion saltae, coi calighi del tempo. C'è anche la traduzione in italiano per chi magari non abita il territorio di Chioggia. Assolutamente sì. E c'è una ricerca di termini, negoziazione non è sicuramente arcaico, ecco. Esattamente. Allora, andiamo con la prima. Allungate, rosicchiate, borbottano le case, si ammucchiano senza memoria, si spandono fuoriuscite, ribaltate, ubriache di tempo. E la seconda era: non ho nomi con cui mi possano chiamare, solo luoghi zeppi di gente che non riescono a stare dritti, fondi di telefono, negoziati saltati con le nebbie del tempo. Dicevamo del bianco e nero, perché quando prima Renzo Cremona diceva della poesia come un distillato, quindi come di un procedere nella scrittura per sottrazione, mi pare di capire, forse anche la scelta stilistica del cromatismo a due, il bianco o il nero, senza altro nella palette, anche questa è la volontà di andare a togliere? Una bella dose di toni di grigio. Sì. Raccontiamo, nasce a colori perché le immagini erano a colori. Le immagini erano a colori, nasce a colori, ma io non... Cioè, siccome i lavori si devono sempre ruminare, non mi convinceva, non funzionava, c'era bisogno proprio di rendere qualcosa di stilisticamente pesante, possente, e solo il bianco e nero può fare sta roba qua. Per cui avevo bisogno di renderlo un linguaggio quasi epico, tra virgolette, cioè molto, molto potente, e bisognava togliere un elemento che io chiamo a volte il colore nella fotografia è un elemento di disturbo, perché porta via l'attenzione su quelle che sono magari le forme o i tagli di luce, e quindi ho tolto il colore, l'ho tolto completamente. Poi diciamo che certe nebbie nel paesaggio veneto aiutano anche, no? Sì, sono indispensabili, ma anche la nebbia, cioè, per me fotografare con la nebbia è fondamentale. Cioè, io quando vedo nebbia, via, È già poesia. perfetto, sì. Come si toglie invece nella scrittura? Com'è che si arriva a distillare quelle parole? Bisogna, il paragone che mi viene immediato è molto prosastico, anche se parliamo di poesia, ed è quello della cucina, di quando si impasta, no? Si fa il pane o si fa qualcosa del genere. Bisogna lavorarci tanto. Sulla lingua, la lingua bisogna masticarla, lavorarla, impastarla, lasciarla lievitare, lavorarci anni, lavorarci mesi, stare lì. E dopo che si è allungata, sbattuta, gonfiata, lievitata, eccetera, eccetera, allora dice, vabbè, adesso è il momento di lavorare sulla poesia, no? Per cui è un po' come se si conoscesse l'elasticità del materiale su cui si deve lavorare, e quindi si è già tolto un bel po', perché lavorando abbiamo capito che cosa non si impasta bene, che cosa funziona, che cosa non funziona, ma soprattutto sperimentando vengono fuori, come per gli elementi chimici, come per gli enzimi che adoperiamo, no? Quando impastiamo, facciamo le cose, vengono fuori dei lieviti che, ma questa cosa non era possibile prima, adesso lo è. E quindi si cerca sì da una parte di togliere, ma dall'altra di lasciare che gli elementi si combinino anche liberamente, per vedere quali sono i mondi che vengono creati a contatto con le parole, ed è una cosa infinita in via del tutto teorica. Però ecco, si toglie soprattutto lasciando decantare molto.
e non avendo voglia di fare dei grandi discorsi. In questo le lingue locali aiutano, perché i cosiddetti vecchi, usiamo questo termine deprecabile, dialetti, aiutano in qualche modo perché sono lingue estremamente concrete. Dicevo ad Alessandro, lui è un grande appassionato di The Wasteland, e dicevo, guarda, si può nella poesia scritta in lingua locale si può essere solo concreti, perché qualunque cosa sia astratta, attenzione, astratta nel senso normale del termine, cioè quindi per principio, suona un po' falsa, no? Perché è una lingua che siamo abituati a usare quotidianamente. Poi invece abbiamo scoperto con il tempo che non è così neanche per la questione della lingua locale, ma va lavorata prima, no? Perché se no suona una traduzione dell'italiano. Le lingue devono vivere di vita propria, non devono essere semplicemente traghettate, diventano delle altre cose, però farla parlare nella lingua quotidiana, dicendo delle cose altrettanto profonde che se non fossero dette con termini completamente diversi. Per cui diciamo che è un lavoro di decantazione, ma avviene da solo, fondamentalmente. Però ecco, resta alla base il lavorarci tanto tempo. E il togliere. In questa attività di sottrazione mi noto da osservatrice che sono scomparsi gli umani, o al massimo si intravedono, sono quasi degli intrusi. Sì. Disturbano? Diciamo che non era il tema l'umano in quel momento là, al massimo qualche ometto piccolino, ma non era il tema. A me piace per esempio moltissimo il ritratto, ma in questo caso qua non volevo il vuoto. E allora che incontri invece ha fatto con il vuoto e con le costruzioni? Cos'è che le è rimasto nel cuore di tutto questo viaggio? Perché poi è difficile scendere da 10.000 a 58, ma c'è qualcosa che magari non è rimasto nel libro ma che nel cuore se lo sta portando? Sì, c'è tantissimo. Scegliere le 58 foto, e qua devo fare un ringraziamento pubblico a un mio carissimo amico Giovanni Cecchinato, un fotografo di razza, che mi ha aiutato a fare la selezione, perché quando devi scegliere le tue foto è sempre drammatico. Cioè, è rimasto un territorio che io quando vedo, quando giro ancora in bicicletta, mi commuove, è bellissimo. E poi è rimasto ancora tanto lavoro da fare, perché io sto già lavorando a un'altra visione di questo territorio, molto più astratta, molto più, forse anche più profonda, se si può. Ma è un luogo ormai inscindibile, cioè è una roba che non puoi più toglierti, è una pelle, è una roba che non puoi più toglierti. Noi vorremmo non toglierci neanche la voce di Renzo Cremona, per cui magari ci può leggere qualcos'altro che rappresenti questo concetto di casa, perché alla fine vogliamo arrivare al punto, il countdown è implacabile, dobbiamo stringere, ma poi dovremo capire dov'è questa casa, nel senso di home, che cosa è per noi e che cosa ha rappresentato per voi durante questo percorso. Magari le parole delle liriche ci possono aiutare. Slontanate dall'acqua e quella la te venirà drio. Anche con la scacchiera te manchi tocchi per giocare sta partita. Ti cerchi in dove restare, cosa poter dire, ma ti sei che ti sapi segni, che ti sbaili momenti falai, che ti trovi noma che ombre che se slonghe, e ocere che non sa come spiegarsi, case che non seppi buone de ciappare sonno. I dì che va in desmentega, ti che ti parli sbreghi, ma cao non sei solo il sangue ti me fa, e mi che vardo cosa che sei. I fenimenti, i fa per venirte fuori de bocca, ti li fermi, ti li coversi coi dei, ti li scondi, non ti seppi bon de trovare casa. L'ha trovata la casa in questo viaggio? Penso di sì. È una frase che ho messo, la conclusione a cui sono arrivato, è una frase che ho fatto mettere al mio amico Christian, che devo ringraziare perché è lui che ha impaginato il libro e fatto i video,
casa è dove riposa il cuore. È tutto un epitaffio praticamente. Le parole le abbiamo sentite, ma c'era anche la musica, che è una storia nella storia. Come abbiamo sentito in precedenza, Alberto Bosco Lagostini, fratello di Alessandro, ha composto appunto questa colonna sonora e sta anche per incidere un CD. E è una vicenda molto curiosa che ci porta, altro che laguna, altro che mare, al di là dell'oceano. Vogliamo raccontare questa chicca? Ma la chicca succede così. Un giorno mio fratello mi manda un messaggio, mi manda un WhatsApp e mi dice ascolta sta roba. Lui è un chitarrista blues di lunga tradizione, no? E ascolta sta roba e ascolto, bellissimo, un bel brano. Mi fa, perché ho pensato di fare una colonna sonora sulle tue foto. Ah, bene. E allora lui ha cominciato a lavorarci, così nasce l'idea anche di fare i video per raccontare il libro, eccetera, utilizzando le sue musiche, e ha composto, sono mi pare 7 pezzi, 8. E attualmente il CD è un attimo in stand-by perché nell'utilizzo nella creazione di questi brani ha utilizzato alcuni pezzi degli archivi di Alan Lomax, per cui ci sono dei brani che hanno dentro i canti blues dei carcerati americani degli anni 40. E adesso stiamo aspettando la risposta dall'America che ci dia il via libera per pubblicare il CD, che poi verrà... Senza dazi, si spera. Senza dazi, speriamo sì, senza dazi. Alleggeriamo, siamo in chiusura anche perché so che c'è un altro video, poi insomma abbiamo le conclusioni. Home, mi pare di capire per decisione congiunta degli autori e dell'editore, non sarà ristampato, no? Per cui sarà una sorta di edizione così esclusiva, chi ce l'ha, ce l'ha. Chi ce l'ha, ce l'ha. E ce ne sono ancora pochi. Ecco, e quindi fatto questo promo, volevo dire, però mi pare di capire che quindi sia il caso di stamparne un altro, di farne un altro di libro, che è già in cantiere. Sì, ma sarà una roba completamente diversa. Prima ha accennato a qualcosa di molto astratto, è pronto Cremona anche con le sue liriche, quindi ad accompagnarsi, le ha già preparate? C'è già tutto. Alessandro non so se è il mio archivista, sta conservando tutti i testi. Ci sono dei libri di haiku astrattissimi che Alessandro utilizza già da un sacco di tempo, ma ci sono anche delle scritture in lingua locale, certo. Il famoso ancora non lo è, forse non lo sarà mai, ma Sgarabissi sarà questo testo che appunto Scarabocchi sarebbe la lettera, che sono in lingua locale, sono puramente astratte, poesia informale io la chiamo, no? Come l'arte informale. E allora noi aspetteremo di leggerla, di ascoltarla e di vederla con le foto. E speriamo, dai. Speriamo. Allora mi dicono dalla regia che ci dovrebbe essere un altro video che ci porta verso la conclusione e noi lo aspettiamo. Home.
E con queste cartoline dal Veneto io ringrazio Alessandro Boscolo Agostini e Renzo Cremona, gli autori di Home, il Leggio libreria editrice. Siamo in chiusura, consigliere Marco Dolfin, so che voleva portarci i saluti appunto finali per questo appuntamento in attesa del prossimo. Grazie e grazie agli autori che ci hanno permesso attraverso quest'opera di farci vivere questo percorso tratto da immagini, parole e musica. Dunque io concludo veramente nel ringraziare e spero veramente che ci sia un proseguo, diciamo così, e un cambio di rotta magari, no, nel senso che veramente hai fatto un lavoro importante, Alessandro, ma soprattutto poi coadiuvato da figure importanti del nostro territorio, dunque veramente un plauso a 360 gradi. Grazie a tutti i convenuti e buona giornata.